Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, un speciale aggiornamento che riguarda anche lo strat warming che sta per avviarsi e si avvierà già da questo weekend e assisteremo quindi a un repentino riscaldamento del vortice polare proprio sulla stratosfera, con l'influenza dell'anticiclone sulla Groenlandia e poi alla separazione, per così dire, di questi flussi artici diretti dal nord Europa verso il centro Europa, inclusa l'Italia, da metà della prossima settimana. Ma andiamo a vedere intanto quello che si aspetta, perché come vedete intanto abbiamo già avuto una importante reazione sugli Stati Uniti, quindi anche sulla città di New York. Pensate, abbiamo avuto delle nevicate e quindi qui abbiamo già avuto un'ondata di freddo molto rilevante fino almeno ai primi giorni di dicembre, un'influenza proprio dell'alta pressione che non solo continuerà a situarsi sul Canada, ma andrà a influenzare tutto quanto il polo. Quindi questa situazione potrebbe apportare a più perturbazioni in matrice artica, con flusso freddo costante proveniente quindi da nord, che arriverà anche sull'Europa, ma avrà effetti maggiori, attenzione però, sull'America. Questo da sottolineare, soprattutto gli Stati Uniti verranno colpiti. Col passare dei giorni, proprio dal 20 in poi, continuerà a calare di termica per quanto riguarda i venti stratosferici, con un notevole calo del geopotenziale e con l'annesso quindi calo delle temperature, proprio apportato dall'anticiclone che si espanderà notevolmente nella stratosfera. E quindi dal 18 in poi si intravede un invio di correnti molto fredde che porteranno quindi alla discesa artica verso il Mediterraneo, pensate, specie centro-occidentale, che coinvolgerà anche l'Italia. Al momento la tendenza si conferma sempre di più, saranno ancora bei giorni per confermarla a distanza di una settimana, e ne conseguirà quindi un abbassamento rilevante delle temperature, con il clima che si farà quindi invernale, soprattutto sulle regioni nord-occidentali in particolare, e poi sulla Francia, sui Pirenei e quindi sull'Europa occidentale. Nel corso della seconda metà della settimana quindi non è escluso che questo flusso freddo possa espandersi notevolmente verso il resto dell'Italia. Questo da capire, da confermare. Intanto vi faccio vedere l'ottica per quanto riguarda le precipitazioni previste nella giornata di sabato. Come vedete avremo la probabilità di rovesci maggiori e a causa una perturbazione situata sull'Europa occidentale, con concentrazione maggiore sulla Spagna, sulla Francia e sulla Inghilterra. Qualche reazione avremo anche sulle regioni del nord-ovest, mentre come vedete venerdì in realtà sarà nel complesso stabile, però aumenteranno già le nubi e avremo già la possibilità di qualche piovasco sulla Liguria, soprattutto nella serata e poi anche a partire dal Piemonte. Questa dinamica si farà ancora peggiore proprio nella giornata di sabato, quando si avvicinerà notevolmente questo minimo depressionario, arriverà quindi a raggiungere anche le regioni settentrionali, apportando quindi a un primo cenno di instabilità, con qualche pioggia al nord-ovest, in trasferimento poi entro il pomeriggio e la serata al nord-est, mentre non avremo fenomeni in realtà sulla Romagna, se non piuttosto blandi. Altrove nulla da segnalare, con la presenza di cielo sereno o poco nuvoloso per le stratificazioni alte di passaggio. Per quanto riguarda la giornata di domenica, assisteremo a un deciso peggioramento del tempo, proprio per l'arrivo di una saccatura che si andrà a formare sul Golfo del Leone e porterà quindi con sé un aumento della probabilità di piogge a partire dal nord-ovest, in estensione poi entro la serata fino al nord-est, con maggiore azione delle precipitazioni proprio sulle aree in arancione. In giallo, come vedete, la più intensità sembra distribuirsi sull'Alta Toscana e ancora una volta sulla Liguria, pensate anche qui oltre i 40 mm di accumulo, e un anticiclone ancora anomalo che si andrà a situare soprattutto al sud Italia, con temperature ancora qui oltre i 23 gradi localmente, specie sulla Sicilia. Tende però ad abbassarsi un flusso di aria molto più fredda proveniente proprio dalla Norvegia, che continuerà ad affluire su nord-est Europa e sulla Russia, portando quindi delle nevicate fino a quote molto basse, con una fase di maltempo che andrà poi scivolando proprio verso nord-est dell'Europa. Assisteremo a un temporaneo miglioramento proprio nel corso
del pomeriggio della serata al nord, ultime precipitazioni entro la mattinata sull'Alto Veneto e il Friuli, e attenzione invece andrà peggiorando proprio sulle regioni tirreniche. Proprio qui sulle regioni tirreniche assisteremo lunedì al versante tirrenico proprio coinvolto appieno da rovesci e da qualche temporale, mentre avremo un clima decisamente mite all'estremo sud, ancora a picchi di 23 gradi nei valori massimi. La giornata di martedì la tendenza vede la spinta progressiva proprio da nord sulla Inghilterra, arriverà aria molto più fredda di matrice artica, si avvicinerà notevolmente raggiungendo poi l'arco alpino nella giornata di mercoledì, e se poi troverà la strada proverà a formarsi un nucleo depressionario sul Mar Ligure per dare luogo alle prime nevicate a quote basse della stagione. Inoltre assisteremo sicuramente a un peggioramento anche a sud Italia per fronti umidi provenienti da sud-ovest, mentre il nord sarebbe coinvolto anche dalla formazione di un cuscinetto freddo con temperature piuttosto sotto la media del periodo, che favorirebbe addirittura la neve sotto i 500 metri di quota sulle zone centro-orientali delle prealpi e fino in pianura, possibilmente sul Piemonte e sulla Lombardia. Ovviamente evoluzione da valutare attentamente, vedremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo.